Ciao, sono il Bicio! Rapatelli! Ma bentornato! Che maglietta c'hai? Una maglietta per far da ridere! Sento cosa mi piace a me? Cosa? Sì. Da ridere. Immaginavo, sì. Ratatini! Sento quante che ne so? Sì? 2000. Allora no! Sì, allora sentiamo, no! vai. Quelle dei carabinieri. Sì. Non mi fa stoppare. Allora, che è un carabiniere, no? Sì. Che le devo andare a fare una crociera, no? Sento cosa le devo fare? Sì. Una crociera, Sì. no? Okay. E allora no, solo che è una data, no? Sì. La nave la va a sbattere contro un scoglio. E fatalità tutti i galascogliosi, no? No, ma a parte questo, il carabiniere c'ha paura, la nave la comincia ad andare a fondo. Allora è tutto disperato, ma per fortuna arriva un marinario, no? Se tu ci arriva, un marinario, e che dice vieni con me e fa quel che fa su me, mi raccomando, no? Sì. Allora va sul ponte, il marinario c'ha panaccetta e gli dà un par di colpi alle corde, no? Sì. E fa verso una scialuppa, no? Di salvataggio, tu capisci? Cosa penso? La scialuppa. Allora il carabiniere c'ha anche lui un'accetta e comincia a spaccare la scialuppa del salvataggio. Tutto disperato, il marinario. E ma si devo fare? Adesso devo darti una mano a costruire la zattera. Rapatelli! Che è un altro carabiniere, no? Sì. Che è lì in drio spalmare una roba in tel muro, no? Sì, Sai sì. cosa devo fare? Devo spalmare una roba in tel In tel muro, muro, no? ok, Togli sì. cera, metti cera, no? Arriva l'altro Sì. carabiniere e fa, ma se sito dello spalmare nel muro. Ha detto il dottore, mi ha detto di mettere la pomata dove ho sbattuto. No! Rapatelli! No! È un carabiniere, no? Che dice il suo fiolo piccolo, no? Sì. Se tu ci che le dice il fiolo piccolo, dice, Sì. ascolta, va fin dal tabaccara, toma una scatola dei fiammiferi, no? Sì. Se sai una Sì. una scatola dei fiammiferi. Allora il boccia che le porta a casa, no? E il carabiniere porta a casa, non si attacca a me, che ascolta, non funziona mica, va a farteli cambiare, no? Allora il boccia riparte, il tabaccaio dice, guarda che qua non funziona mica, sti fiammiferi. E il tabaccaio tacca un fiammifero sulle braghe, no? E se tacca, ecco, vedo che funziona. Vabbè, il boccia torna a casa, dopo una mezz'ora le de nuovo del tabaccar. E dice, ascolta, marito, mio papà, se per piacere ti puoi prestarmi le braghe. È un carabiniere, no? Sì, E che confida un collega. Oh, so sta proprio semo. Sì. Ho prestato Perché? Che ha 2000 fatto? euro a un mio amico che l'è andato da un chirurgo estetico per rifarsi la faccia e non so molto perché gli dico, beh, scusa, va a domandargli, sì, che faccia galo adesso. Rapatelli, allora no, che due tipi al bar, no? Due amici, e uno è un po' piuttosto sodemorale, no? Sento come lei, sodemorale. Sì. Sa succede che te mi pare un po' sodemorale che dimanda il suo amico. Capito, mi sa che mia moglie mi fa i corni. Ma come che fa? Come fai essa così t'ha convinto? Che fa? È abitato 2 anni a Roma, 3 anni a Bologna, 4 anni e sono andato a abitare a Genova, adesso le 2 anni che abitiamo a Ponton, ma il postino è sempre quello. Rapatelli. Che sempre due al bar, no? Che sempre due al bar e che sempre uno, sempre solo morale, insomma, è disperato, no? Sì. E che fa? Saghetto Gian Arnando. Già come? Gian Che nome Arnando. comune, Saghetto Gian Arnando che mi te pare un po' disperato. Ha detto, sono stato al dottore, mi ha detto, queste pastiglie qua per tutta la vita. Ha detto, insomma, dai, basta tornare le pastiglie? Sì, ma mi ha dato una scatola da diesel. Rapatelli! E sempre due al bar, no? Ma cosa che fa? Oh, ho sentito che è amorosa, fa complimenti, sono contento per te, ma è una roba seria. No, intanto ridema. Rapatelli! In collaborazione con Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno. Posti mangiate che da fatta, ma tenga televisione 36 canali. Ma quando scimma fuori sarà primavera. Ma quando scimma fuori sarà primavera. Ma quando scimma fuori sarà